Oggi auspichiamo che l'incarico sia dato a Matteo Salvini, che è colui che rappresenta la coalizione che ha preso più voti, cioè il centrodestra. Il governatore del Veneto Luca Zaia spera in un mandato per il leader del Carroccio Salvini. Lunedì il capo dello Stato Mattarella ha convocato nuovamente i partiti per un nuovo giro di consultazioni in un'unica giornata, sperando in un accordo, anche se sembra sempre più probabile un governo del Presidente. Il lavoro che ha fatto finora il capo dello Stato è perfettamente in linea con quello che doveva accadere, ha spiegato Zaia, che però poi sottolinea come dal voto del 4 marzo siano trascorsi già 61 giorni e l'Italia sia ancora senza un premier. Resta ovviamente l'imbarazzo di 60 giorni buttati al vento e ovviamente anche di chi ha voluto dare le carte in questi 60 giorni, perché si parla spesso di centrodestra, si parla di Lega, di Forza Italia, si parla di PD, ma nessuno ricorda che chi ha voluto tentare di dare le carte per 60 giorni sono stati in quel momento 5 Stelle, che oltre a tentare di dare le carte hanno dato veti a destra e a manca. 5 Stelle che per bocca del loro leader Luigi Di Maio invocano di tornare alle urne a giugno. Quando si tornerà a votare, spiega il presidente Zaia, bisognerà però farlo con una nuova legge elettorale. Dico, nel momento in cui si dovesse andare al voto bisogna assolutamente andare con una nuova legge elettorale, altrimenti diventa una farsa e i cittadini l'hanno capito. Per la regione Veneto è importante che venga formato in tempi stretti il nuovo governo, aggiunge poi Zaia, per poter proseguire l'iter dell'autonomia. Ci servirà ovviamente un interlocutore, perché l'articolo 116 della Costituzione è chiaro, dice che la Regione dovrà chiudere un'intesa con il governo. Ci vuole un governo, ci dicano, vabbè, c'è il governo Gentiloni, però non mi sembra il caso di dire che si possa chiudere un'intesa con un governo che ormai si sta spegnendo come una candela. Ci vuole un governo forte che garantisca governabilità.